Dottor Domenico Marella, 10 anni fa lei metteva in piedi qualcosa di straordinario, di importante e è diventato anche imponente. Me lo vuole raccontare? Confer sta per Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, è divisione di respiro europeo perché proprio avendo sempre questo rapporto un po' così burrascoso, questo confronto con i tre tenori, come li chiamo io, sindacato confederale, siccome non mi sono mai riconosciuto in queste sigle e ho visto anche che il sindacato autonomo in generale non faceva quello che avrei voluto da giovane, adesso meno giovane anche se sono un cinquantenne, diciamo, 51 anni. Guardi, la Confel oggi è presente sulle 20 regioni, è presente in 100 province, in oltre 700 sedi, presente anche su 4 continenti del mondo con circa 15 sedi. Abbiamo oltre 400.000 iscritti, i numeri a noi ci sono abbastanza cari perché ci dicono che siamo il quinto sindacato d'Italia, quelli del Ministero dicono che siamo ottavi. Nonostante questo non siamo riusciti a entrare nel CNEL, ma adesso andiamo in magistratura, come del resto lo fa anche CGIL e CSQL, anche se loro ci sono e ahimè aver perso un seggio per uno non succede nulla. Noi invece, non essendoci per ragioni un po' strane, sa, l'Italia purtroppo da questo punto di vista fa dei regali a sigle pseudo confederazioni, nella fattispecie Confintesa, che ha avuto un seggio e non sappiamo per quale ragione, non ha iscritti, non ha sedi, non esiste, al di là di qualche migliaio di sparuto di dipendenti pubblici. La Confel è un sindacato autonomo scevro da qualsiasi condizionamento politico, la politica la lasciamo agli altri, siamo autonomi, liberi, apartitici, ma soprattutto siamo vicini ai lavoratori. Naturalmente le 3 confederazioni più grosse sono in antitesi a quello che facciamo noi, che fa la Confel. Mi è sembrato di sentire dalle sue parole iniziali che fino adesso le 3 più grandi confederazioni hanno lavorato non a favore dei lavoratori, ma cercando di scivolare tra un'esigenza e l'altra. Noi invece, dico noi, la Confel ha degli obiettivi, proprio la tutela dei lavoratori e anche dei pensionati, e questo è importante perché dicono che aumentano le pensioni, ma io noto che ci sono delle lamentele che le pensioni invece stanno diminuendo. Confel non chiacchiera, Confel le cose le fa. Abbiamo voluto parlare di reddito di salario minimo, diciamo così, da già circa 10 anni. Basta andare sulla rete, circa 8-9 anni fa, le mie interviste, le mie dichiarazioni pubbliche parlavano di abolizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, di introduzione di contratti europei di lavoro, perché siamo tutti figli d'Europa, siamo tutti all'interno dell'UE, c'è una moneta unica e c'è qualche politico, adesso passato a miglior vita, che aveva tentato invano di fare che cosa? Una carta costituzionale unica, affinché le retribuzioni fossero uguali in tutti i paesi dell'Eurozona e affinché i cervelli, i ricercatori, la manifattura italiana non andasse all'estero. Oggi che succede? L'allora Fiat, ora Stellantis, che ha fatto? Ha dovuto delocalizzare perché se si va a Est Europa i salari, il peso del lavoro costa 1/3 rispetto all'Italia, la pressione fiscale qui è il triplo, anche quella. Oggi salari e stipendi sono penultimi rispetto agli altri paesi, fanno di coda è semplicemente la Grecia. Cosa diciamo noi? Le ricette magiche non ce l'ha nessuno perché il paese, il popolo italiano è quello più indebitato al mondo, ma è anche vero che i correttivi ci sono. Il salario minimo legale non vuole essere e non deve avere colori politici, perché spesso con il governo ci confrontiamo ed è uno dei pochi punti che magari ci troviamo contrari con l'attuale governo diretto dal primo ministro Giorgia Meloni. La questione del salario minimo è molto semplice, quella serve semplicemente per inglobare tutti quei contratti collettivi nazionali di cui chiediamo con forza il rinnovo, soprattutto nel pubblico impiego e anche nel privato impiego, con l'equiparazione ai salari e stipendi dei paesi dell'Eurozona.
Questione salario minimo. L'importante è non andare al di sotto per tutelare la dignità del lavoro, perché qua ci sono persone con contratti non firmati da Domenico Marrella, ma guarda caso sempre dai 3 tenori con alcune sigle datoriali apparentate con loro, dove vanno ad avallare dei contratti che sono non presentabili, che non tutelano né il lavoratore, perché si è sentito deturpato, come dire, abbandonato dai sindacati tradizionali. Infatti spesso e volentieri ci sono questi flussi, li chiamo così, di dirigenti sindacali che si rivolgono a noi: vogliamo venire a lavorare con la vostra organizzazione perché non ci sentiamo più rappresentati dal sindacato tradizionale che ha venduto la pelle, la vita e i diritti dei lavoratori. Oggi noi diciamo 4-5 punti essenziali. 1. Il salario minimo deve camminare a fianco al rinnovo contrattuale, all'abbassamento della pressione fiscale, e questa differenza dal cuneo rispetto al lordo e quello che si dà deve essere aumentato con detassazione di tredicesime, di eventuali quattordicesime e di incentivi per alzare le retribuzioni. 2. Rivisitazione di tutto il sistema pensionistico. Oggi in Italia c'è un problema che ce l'hanno pochi. La sussistenza e l'assistenza la mettono insieme perché c'è questo strozzamento, cioè c'è una sorta di imbuto, quello che entra non riesce a coprire quello che esce, perché se il pensionato che ha lavorato e ha versato in banca, cioè all'attuale grande INPS, capiamoci nel ragionamento che sto facendo, le pensioni lo Stato li copre, il problema è che poi ci sono l'assistenza, la pensione sociale, l'assegno sociale, l'accompagnamento, l'invalidità, i vari bonus, il reddito di cittadinanza. Noi cosa stiamo dicendo e cosa diciamo? Anziché dare agli occupabili il reddito di cittadinanza, diamoli a dei ragazzi. Vediamo quali sono le 10 mansioni che oggi il mercato cercano: saldatori, chi lavora il ferro, il legno, muratori, infermieri, medici, anche il bar stesso, anche professioni performanti. Quindi diamo un piccolo sussidio, formiamo sti ragazzi, inseriamoli nel mercato del lavoro. Dall'altra parte innalziamo le pensioni a 1.000 euro, sia le minime sia di invalidità civile. Fosse per noi, le pensioni di invalidità civile le vorremmo abolire del tutto, perché dovrebbe essere lo Stato che va a casa di un diversamente abile, gli dà l'assistenza, le visite, lo porta, gli dà le medicine, gli porta il medico, l'assistenza, e non fare che cosa, dottore? Alimentare il malefare, lo scambio di voti. Voi sapete che da Roma in giù c'è un sistema, uno status quo, dice li dobbiamo aiutare, e poi proliferano scambi di voti, infiltrazione mafiosa nelle ASL, nelle commissioni degli invalidi civili. Le faccio una domanda che non è una domanda. Lei crede al merito? Molto, noi siamo per un sistema meritocratico, infatti noi puntiamo molto sulla formazione professionale, sulla riqualificazione. Spesso io faccio anche un po' il provocatore: nella pubblica amministrazione abbiamo un sacco di gente, compreso anche gli insegnanti e non la classe dirigente, che non sono qualificati, vanno riqualificati. Oggi più di ieri bisogna puntare sulla formazione professionale e sulla ricerca, perché è questo che ci chiede l'Europa. È una cosa importante. La meritocrazia significa anche dare a Cesare quel che è di Cesare, e sui luoghi di lavoro noi stiamo organizzando una trilogia. Il 25 novembre a Palazzo Marino a Milano, dovremmo avere conferma in questi giorni, parliamo di violenze di genere delle donne. Stiamo organizzando questo per dare forza ai lavoratori e anche per dare merito ai lavoratori. Noi abbiamo organizzato dal 29 di novembre, e auspichiamo nella presenza del Capo dello Stato, che abbiamo già invitato tramite il suo cerimoniale, dal 29 novembre al 6 di dicembre allo Spazio Europa, vicino Piazza 4 Novembre a Roma, sarà allestita una mostra fotografica in bianco e nero, dove si vedranno questi lavoratori, magari non equipaggiati al meglio, per parlare e fare una lotta concreta sulle morti sul lavoro. E la terza cosa, al Pirillone a Milano, di fronte alla stazione centrale, a metà gennaio, con l'ok anche dell'attuale
il governo lombardo abbiamo organizzato anche la sicurezza sulle strade. Si parlerà, saranno allestiti molti camion, motrici di camion con le nostre bandiere, con i nostri vessilli, e parleremo sulla nuova normativa che ha fatto un grosso giro di vite per salvaguardare chi sulle strade purtroppo ci lascia la pelle. Un'ultima cosa le chiedo. Faccio un annuncio ufficiale anche qua in Veneto, ma è un discorso che già ho detto in altri contesti. Dal 1° maggio 2024 alla Mezzia Terme, paesino vicino dove sono nato io, inizierà il 1° maggio di Confel, dove tutte le nostre rivendicazioni e tutto il nostro manifesto politico e identità sindacale lo sapranno, come dire, anche tutti i lavoratori, tutti gli italiani, perché inizierà questo percorso itinerante che ogni anno andremo, alla fine dei conti, in una regione diversa, dove prenderemo le criticità e le varie problematiche regione per regione per portarle al Parlamento ed essere vicini ai lavoratori. Allora non è il Veneto la prima, è la seconda? Ma oddio, allora vuol dire che nella regola dell'alternanza iniziamo dal sud, poi facciamo il nord, poi facciamo il centro, magari facciamo a macchia di leopardo. Bene, io la ringrazio a nome della nostra piattaforma Veneto Globe, è una piattaforma di comunicazione e di dimostrazione che l'Italia ha delle eccellenze enormi, non solo il Veneto, ma tutta l'Italia. La ringrazio e alla prossima, direi, perché c'è quella famosa domanda in ballo ancora fra me e lei. Grazie mille. Grazie a lei e a tutti i teleascoltatori, grazie.